Oltre 400 persone hanno partecipato alla grande festa del Piccolo Rifugio, la comunità alloggio per persone con disabilità operativa a Vittorio Veneto dal 1957. Alla presenza delle autorità religiose e civili, il Piccolo Rifugio ha ufficialmente presentato la conclusione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della struttura di Viale della Vittoria per un importo di 4 milioni di euro, 3 dei quali raccolti grazie alla generosità di privati e istituzioni. Le case sono state completamente sventrate e rimesse a nuovo. Era importante perché ormai erano datate e non corrispondevano più a quelle che erano le norme della nuova legge 22 sull'handicap della Regione Veneto. Attualmente aspettiamo 18 persone in questa casa, nella casa maschile, con la possibilità di arrivare a 19, poi altre 10 nella casa femminile. Abbiamo anche messo un appartamento nella casa femminile con 5 ragazze che hanno più autonomia e che vivono da sole praticamente. Io credo che rappresenti un segno di grande speranza. Il segno che proprio le persone che sembrano più deboli, più povere, meno importanti, diventano coloro attorno a cui cresce una solidarietà, una comunione di persone, un grande spirito di volontariato, quindi mette in atto la crescita di realtà molto importanti nel cuore e nella vita di tante persone, di tante comunità. Ecco, questo è stato percepito fin dall'inizio. Nel corso della cerimonia è stata resa nota anche la nuova intitolazione delle 2 comunità che compongono il Piccolo Rifugio. La villa su Viale della Vittoria si chiama ora Casa Monsignor Carraro, in omaggio al vescovo che donò la prima sede al Piccolo Rifugio. Lo stabile su via Brandolini è Casa Flavia, in ricordo di Flavia Gaiotto, prima responsabile della casa.